Tra i gruppi che si apprestano al battesimo della nuova stagione vi è anche l'Under 14 Elite. Esordiranno sempre domenica mattina 5 novembre nel non facile campo della Longobardi Cividale, società satellite della United Eagles di Serie 2. E allora abbiamo fatto il punto con il coach Andrea Lapenna. Allora, con l'Under 14 abbiamo un gruppo di 14 persone e appunto esordiremo a Cividale e sono tutti dei ragazzi che rispondono perfettamente alle esigenze che gli allenatori chiedono in campo. Adesso le mie esigenze, ci stiamo allenando da luglio facendo dei lavori anche individuali. È un gruppo che assolutamente ha voglia di lavorare, ha passione come dovrebbe essere in questa età qui e sono molto felice di allenare questi due gruppi qua. Diciamo che è anche un gruppo che sulla carta dovrebbero essere quello più futuribile della pallacanestro portoguaro. Sì, allora diciamo che ci sono delle lacune, degli angoli da smussare, come è giusto che sia, però dal punto di vista tecnico li ho trovati molto preparati e molto più avanti rispetto ad altri gruppi che mi sono trovato davanti. Sono, ripeto, molto contento di allenarli perché è un gruppo veramente futuribile. È un ambiente che qui a Portoguaro sta crescendo giorno dopo giorno. Sì, sta crescendo anche con i numeri, che è l'obiettivo, è uno degli obiettivi insomma, che la società ha. Con l'altro gruppo Under 14 siamo partiti in 15 e siamo arrivati adesso a 19 persone, forse altri due arriveranno, quindi il numero sta crescendo. Gente che è alle prime armi, non ha mai giocato a pallacanestro, però ha una passione enorme. Questo è molto bello perché mi permette anche a me di alzare la mia asticella insegnando cose a ragazzi che magari non sanno neanche palleggiare, però col lavoro, con l'impegno quotidiano in palestra ce la faremo, insomma. Senti, a questa età magari non si parla tanto di risultati, però insomma è sempre bello vincere. Sì, allora diciamo che questo è un discorso bello ampio da fare, però diciamo che il risultato si conta ma fino a un certo punto, perché io vengo da un'annata a Sacile Basket che ho fatto con un gruppo che faceva l'Under 15, abbiamo vinto poche partite, però adesso ci sono dei ragazzi che giocano in Serie C, sono cresciuti tecnicamente, il girone di ritorno hanno vinto qualche partita in più e questo deve essere la soddisfazione magari per un allenatore e non necessariamente insomma vincere le partite. Se tecnicamente il gruppo cresce, quella secondo me è già una piccola vittoria, senza escludere poi il risultato, sì.